Siamo davanti all'ISIS Giuseppe Verdi di Valdobbiadene e Kevin. Riprendono le lezioni in presenza, speriamo fino alla fine dell'anno. Beh, speriamo proprio di sì, perché la didattica a distanza è un po' stufato a parer mio e è un modo per vivere la scuola in modo normale, si può dire. E spero che vada bene e speriamo al massimo di dare tutto. Avevi voglia di rivedere i tuoi insegnanti, ma soprattutto i tuoi compagni di classe? Beh, certo. È una bella esperienza di poter vedere i compagni, i prof, è bello, si torna a una specie di normalità come una volta, diciamo. Beh, mi aspetto sicuramente che sia più regolare dell'anno scorso, anche perché comunque anche l'anno scorso davano prevalenza alle quinte e credo ci tengano a farci fare degli esami un po' più tranquilli, meno tirati come l'anno scorso. Com'è ritornare qui in presenza dopo un anno e mezzo di didattica a distanza? Traumatico ma anche bello perché riesco a vedere finalmente almeno i miei compagni, teoricamente li dovrei vedere tutto l'anno di persona e comunque la didattica a distanza stava diventando piuttosto pesante. Spero di riuscire a stare in presenza il più possibile, anche perché avendo l'esame quest'anno cerchiamo insomma di fare più ore qui a scuola che possiamo. Un anno duro quello della didattica a distanza, adesso com'è tornare in presenza, rivedere i compagni, rivedere i professori? Adesso torna tutto il contatto umano che mancava in questo anno e mezzo che abbiamo fatto a casa, quindi è proprio bello tornare, sì. Ce lo auguriamo davvero tutti, abbiamo tanto bisogno di normalità che per la scuola vuol dire lezioni in presenza. Quest'anno siamo davvero molto fiduciosi di riuscire a farlo. Lo siamo noi, lo sono gli studenti e con questo auspicio davvero cominciamo questo nuovo anno scolastico. Un inizio anche a livello di adempimenti che è partito come l'anno scorso e quindi appunto si spera che l'anno sia regolare. Certo, allora gli adempimenti sono per quanto riguarda le misure anti-Covid i medesimi dell'anno scorso, con in più la novità del Green Pass che è obbligatorio per tutto il personale e da oggi anche per tutti coloro che accedono alla scuola, quindi anche genitori, fornitori, esterni e così via. Per quanto riguarda il personale, stamattina è partita la piattaforma ministeriale per il controllo del Green Pass che è funzionante, aggiornata e che ci ha già dato tutti i risultati relativi al nostro personale, per cui siamo partiti davvero con i migliori auspici da questo punto di vista. In termini di iscrizioni invece? Abbiamo avuto un aumento rispetto all'anno scorso, adesso ci attestiamo sui 750 alunni, arriviamo al quinto anno con l'indirizzo agrario, quindi abbiamo tutti i nostri indirizzi con il ciclo completo e dobbiamo anche gestire questo aumentato numero di alunni perché dal punto di vista logistico dobbiamo avere molte accortezze, però ce l'abbiamo fatta. Professor Pesce, che cosa si augura per questo nuovo anno scolastico che inizia oggi? Beh, noi auguriamo innanzitutto che l'anno scolastico inizi in modo regolare, che non siano intoppi come abbiamo visto in quest'ultimo anno e mezzo. Per la nostra scuola è molto importante, soprattutto perché i ragazzi devono vedere qual è la realtà ristorativa e la realtà lavorativa, noi puntiamo molto su questo. Per i nuovi arrivati noi auguriamo che sia questo veramente il loro lavoro, perché come tutti quanti sanno, quando si intraprende un cammino lo si intraprende se si ha voglia di arrivare alla meta, quindi questo è il nostro augurio per i ragazzi che entrano nella nuova scuola. Per i ragazzi di seconda e terza naturalmente è quello che migliorino le loro conoscenze e le loro competenze e che arrivano preparati al tirocinio che li attende quest'anno. Questa è una scuola professionale, sarà fondamentale far fare ai ragazzi gli stage, problema che invece c'è stato l'anno scorso, soprattutto nel periodo, chiamiamolo così, del secondo lockdown. Speriamo invece quest'anno di poterli mandare in stage i ragazzi. Sì, i nostri ristoratori a noi fedeli hanno bisogno dei nostri ragazzi, sono felici di accoglierli e noi saremo molto contenti che i ragazzi prendessero seriamente questa opportunità. Per loro è di un'utilità incomparabile perché il tirocinio li mette veramente di fronte alla realtà lavorativa e questo è importante. Noi li abituiamo a questo facendo degli eventi, noi in realtà abbiamo già fatto 2 eventi prima dell'inizio della scuola e sì, è fondamentale per loro che gli venga in mente questa cosa, cioè che il lavoro, la manualità, il fare è fondamentale per questo lavoro.